Sono proposte che non sono accettabili. La prima è quella dell'accoglienza diffusa, perché i sindaci devono per prima cosa aiutare i propri cittadini. Cittadella ha circa 40 persone che richiedono un'abitazione popolare e non ne abbiamo da dare. Poi il creare l'hub, il rischio è che si creino gli hub come qualche anno fa. Chiara la posizione del sindaco di Cittadella, Luca Piero Bon, in tema di migranti. L'accoglienza diffusa, proposta anche dal presidente della regione, Luca Zaia, non è praticabile per il primo cittadino della città murata, come non è praticabile l'idea di aprire nuovi hub provinciali, come ventilato dal compagno di partito e presidente di Anci Veneto, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Per Piero Bon la soluzione è una. Bisogna impedire che riescano ad arrivare in Italia per due grossi motivi. Il primo è che chi parte con questi barconi rischia la vita in mare ed è chiaro che partono perché sanno che dall'altra parte poi in qualche modo riusciranno ad essere ospitati. La seconda cosa è che poi queste persone che arrivano qua purtroppo il 10%, forse qualcosa meno, avranno lo status di profughi, gli altri rimangono clandestini, quindi un 90%, e cosa faranno questi? Naturalmente non ritorneranno in patria, ma rimarranno nel nostro territorio. Portare soluzione nei paesi d'origine perché queste persone non partano e trovino risposte ai loro bisogni in patria. La soluzione, ma è una soluzione che da sempre dico, è quella di intervenire nei paesi di origine, andando ad investire nei paesi di origine in modo che queste persone possano rimanere in tranquillità e magari avere anche un lavoro. Diverso naturalmente la questione di chi scappa dalle guerre, ma lì c'è un canale umanitario che è quello appunto dei profughi, dei rifugiati, che seguono vie totalmente diverse.